Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. A Jesolo si è tenuto un incontro per presentare un sistema innovativo di protezione per arginare il problema dell'erosione delle spiagge. Per noi Fabrizio CB. In Italia circa 1500 km di spiaggia sono a rischio erosione e i sistemi di protezione adottati fino ad oggi hanno dimostrato diversi limiti legati soprattutto agli effetti negativi dell'equilibrio dell'ambiente. Da metà ottobre il comune di Jesolo, supportato dal magistrato alle acque, ha deciso di sperimentare una tecnologia innovativa per proteggere il tratto di spiaggia a ridosso di Piazza Torino, da sempre gravemente danneggiato dalle mareggiate invernali. La scelta è caduta su Beach Regeneration System, progetto che presenta 4 punti di forza. Quello che ci ha soprattutto convinto è il fatto che sia un sistema completamente ecocompatibile, perché utilizza la sabbia che è dispersa nel mare per trattenerla a riva invece che doverla trasportare da cave sotterranee piuttosto che da cave marine, che hanno come granulosità, come consistenza, come caratteristiche fisiche completamente diverse da quelle che si trovano sulla spiaggia, quindi molto spesso si è notato come in altri litorali si sia venuta a deturpare l'aspetto della spiaggia portando sabbia che era veramente brutta. È un sistema che permette di venire adattato a seconda delle esigenze che si vengono a riscontrare, se appunto ci si rende conto che, viste le mareggiate, c'è una parte piuttosto che l'altra che ha bisogno di più protezione, si può allungare, si può allargare, si può adattare. È un sistema che è amovibile, perché comunque le spiagge noi le vogliamo sfruttare, non vogliamo costringerle in sistemi che poi non le lasciano utilizzare appieno durante il periodo estivo. E poi anche da un punto di vista economico è comunque un sistema che è ancora nei limiti dell'economicità. Questo tipo di tecnologia, brevettata originariamente in USA, ha già ottenuto la registrazione in Italia, Spagna e Francia. Quella di Jesolo è la prima sperimentazione del genere in Europa. Gli esiti sono dunque particolarmente attesi, oltre che molto importanti. È una prima sperimentazione, quindi abbiamo un dato, però molto brevemente posso dire che la spiaggia si è allargata nei 600 metri in cui sono state installate queste reti di circa 8,5 metri. Quindi la spiaggia è più lunga, più larga, c'è più disponibilità di spazio nello stesso punto di parecchi metri, quindi è un dato significativo. Questa potrebbe finalmente essere la madre di tutte le soluzioni? No, la madre di tutte le soluzioni no, può contribuire in sua parte a dare una certa forma di risoluzione che è quella del mantenimento. Mentre invece la situazione complessiva, che è molto più ampia e riguarda tutto il litorale, comprensivo anche della foce del Piave, va studiata insieme alla Regione e al magistrato che stanno procedendo in questi termini per delle opere fisse e non più delle opere saltuarie invernali che tendono a mantenere la situazione e non a sviluppare la situazione.